Corrado Calegari, prima il Veneto. Buonasera Calegari. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie Motti. Allora, le istanze del territorio le si porta con le persone per bene. Ma secondo te Salvini si identifica nel libro di Vannacci? Ma guarda, Visto che sei un po' ancora dentro no, sono ancora dentro, più fuori che dentro, ma non importa, no? Però molto esplicito. però io sono della Liga Veneta, no? Perché se mi sono iscritto nell'82 forse c'era affascinato da una parola che si chiamava federalismo e sono ancora rimasto lì, che poi si è trasformata in autonomia e quant'altro, va bene. Però il discorso di Salvini, che poi adesso al sud vedo che c'è la trattativa concesa, nel nord-est e nel nord-ovest si cerca diciamo, l'accordo con comunione e liberazione, in poche parole. Allora si sta racibolando voti di qua e voti di là, però in politica sai benissimo che 2 più 2 a volte fa 1,5. No, ma ti ho chiesto questo perché tu sai che io sono andato via 10 anni fa, no? E proprio in urto con quelle che era la nuova filosofia della Lega, dei Salvini e Tosi, della Binata, che dopo si sono divisi, ma... Diciamo che avevamo già visto che lui arriva col dopo Tosi, arriva dal dopo Tosi, ma poi alla fine l'operazione è stata quella. C'è anche, Calegari, c'è anche la questione delle europee e una possibile candidatura di Luca Zaia, caldeggiata da Salvini. In questo caso, secondo lei, la Lega potrebbe riprendere a correre in qualche modo, riguadagnare posizione? Sicuramente Zaia qualcosa in più può dare alla corsa della Lega alle europee, come è normale che sia per una persona che comunque ha governato con un consenso abbastanza largo il Veneto. Mi fa un po' sorridere e sono contento di sentire da Re che anche lui è favorevole solo ai 2 mandati, perché nei tempi della Lega di 20 anni fa questo era il concetto di base, i mandati dovevano essere 2. E quando la Lega si è scontrata contro Formigoni, contro Galan, che volevano chi andare al terzo e quarto mandato, allora lì Forza Italia però non protestava perché aveva i suoi governatori che facevano 3 o 4 mandati. E lo stesso Zaia era favorevole e se ne vantava di avere il Veneto con solo 2 mandati per il governatore. Poi purtroppo la politica cambia le idee. Quando uno arriva a fine corsa è ovvio che si accorge e dice beh, magari potrei fare il terzo o quarto mandato, allora si rivolge ai cittadini per dire sono stato bravo, allora posso governare di più. Diverso è il discorso del PD, perché i 2 governatori come è stato detto non sono in linea con le segreterie nazionali e quindi creare dei centri di potere come possono essere De Luca e Bonaccini può non far comodo ai vertici della Schlein. L'ultimo passaggio volevo farlo sul discorso di De Luca, la marcia su Roma per l'autonomia differenziata. Io personalmente non sono mai stato d'accordo sul percorso che ha indirizzato Calderoli per quanto riguarda l'autonomia, perché lui doveva seguire quello che è previsto dal titolo quinto della Costituzione con gli articoli 116 e 117, andare direttamente in trattativa con lo Stato, perché è questo che è previsto. Aver fatto questo calderone dell'autonomia differenziata, voler coinvolgere tutte le regioni, anche quelle che non volevano, ha portato a questi patteracchi. Quello che è importante osservare, che molte volte alla gente comune sfugge, è il passaggio che ha fatto la Meloni e che comunque è una cosa veritiera, che prima della partenza di qualunque forma di autonomia differenziata bisogna che venga trovato l'accordo sui LEP. Chi dice, come alcuni santoni della Lega, entro l'anno del 2024 firmiamo l'autonomia. Non si firma un fico secco, perché finché tu non definisci i LEP, che sono i livelli essenziali, e per questi LEP sono previsti 24 mesi, quindi vuol dire 2 anni per riuscire ad arrivare a definirli. Quindi si arriverà alla fine della legislatura parlamentare e dopo diranno come sempre no, dovete darci la conferma perché sennò il prossimo anno non si riesce a determinare. Io ho avuto l'esperienza a Roma
quando abbiamo lavorato 4 anni sui decreti del federalismo fiscale, quello dei famosi costi standard, ci abbiamo lavorato 4 anni e quando alla fine del 4º anno dovevano andare in esecuzione, è il signor Fini di Alleanza Nazionale che ha fatto cascare il governo. Questa è la cosa che mi ha fatto capire che trattare con Roma sulle questioni dell'autonomia del residuo fiscale è una battaglia persa. Da lì diciamo che come filosofia sono approdato all'indipendenza, non credo più alla forma dell'autonomia. È sempre il solito refrain, no? Incidente sul lavoro, facciamo, faremo, dopodiché non cambia molto, no? Sentiamo anche Corrado Callegari. Ma io la penso un po' come Landini, non la penso quasi mai, però quello che lui ha detto mi ha colpito, e non per l'esperienza, ma per quello che ho sentito e vissuto negli anni passati. Indubbiamente il fatto di fare continuamente gare al ribasso per dare appalti o anche affidamenti diretti, indubbiamente comporta anche una resa del servizio inferiore, cioè se tu paghi poco un'azienda che deve fare determinati lavori, è ovvio che l'azienda si prende su degli operai o della gente che magari non ha fatto corsi, non è specializzata, prende metalmeccanici invece che operai edili. Dipende tutto quanto per me da questo, cioè dal fatto che si paga sempre di meno. Potrebbe essere anche il discorso di questi autobus cinesi che, vista così, potrebbero essere anche degli autobus. Io sarei curioso di sapere, e non lo so, quindi non posso neanche lanciare accuse o cose del genere, se magari sono stati presi in occasione perché avevano dei prezzi più bassi e concorrenziali rispetto ad altri, come spesso succede con il materiale in arrivo dalla Cina. Perché purtroppo poi questo caso qua di Firenze non è solamente, io penso, a parte che dopo si vedrà dalle indagini che faranno, non solamente magari la colpa degli operai che si trovavano sotto perché magari dovevano stare là sotto, là è da capire come mai la tramezza è caduta giù portandosi su tutto quanto, cioè era stata fatta male, il cemento non era buono, era troppo fresco, il materiale utilizzato non andava bene, chi ha fatto il direttore di lavori magari non era una persona all'altezza o preparata, cioè qua sarà da capire un attimo le cose. Indubbiamente passano gli anni e non cambia niente. Io l'esperienza che ho citato prima anche a Roma è stato nel periodo della Thyssen. Dentro in aula avevo il superstite del famoso fatto che era successo nella Thyssen Group di Torino, dove erano morti 6 operai praticamente bruciati vivi. Lui era l'unico sopravvissuto. Sono passati 15 anni e le morti sul lavoro, anche consistenti come in questo caso qua, si verificano ancora. Dobbiamo governare i flussi, ma governare i flussi nessuno lo sta facendo, compresa la Meloni. No, qualcuno lo sta facendo, sono le organizzazioni criminali della certo Sicilia, che quelle della sono ancora Campania, certo, noi lo vogliamo pensare in positivo, ovvio. Gestiscono il passaggio, è sempre stata questa cosa. Grazie. E Corrado Callegari, prima il Veneto, grazie tanto. Buonanotte a tutti.